Camera ardente allestita nel foyer del Teatro Pirandello per Pippo Flora, un omaggio per l'uomo e l'artista, il maestro per eccellenza, onorato in quella che veniva considerata la sua seconda casa. Ad accogliere il feretro poco dopo le 14 il sindaco Franco Miccichè, gli assessori Picarella e Ciulla e il presidente della Fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti, il quale, commentando la scomparsa di Pippo Flora, ha detto: il destino ha voluto che mi ritrovassi a dare il commiato al grande maestro da presidente della Fondazione Pirandello. Non avendo ancora avuto il tempo di capire se si tratta di un segno benevolo o beffardo, rimane senza dubbio il fatto che oggi perdo fisicamente il mio maestro, mentore, padre spirituale e musicale. Assodato che continuerà ad avere sempre un posto speciale nel mio cuore, adesso più che mai, ha aggiunto Alessandro Patti, farò in modo che il suo immenso e straordinario patrimonio musicale venga tramandato alle future generazioni. Nel pomeriggio l'omaggio di Michele Guardì, arrivato da Roma per assistere ai funerali. Con Pippo Flora, ha detto il regista, se ne va un pezzo della storia di Agrigento. Per Guardì il maestro era considerato il fratello che non ha avuto, un ricordo toccante tra tanta commozione che è stata la commozione di tutti.